Scodinzola felice ora Devil, ma venerdì sera il suo abbaiare ha attirato l'attenzione del padrone, Denis Cagnin. Il ragazzo si trova in casa, in via degli Alpini, a Cendon di Silea, sono circa le 18:30. Ha appena terminato di farsi la doccia quando sente il cane ringhiare in modo strano. A quel punto esce in terrazzo. Vedo da giù, vedo sti due qua inginocchiati che camminano a bordo muretto. Denis si veste, prende il cane e scende in giardino. Come scendo li ho trovati lì che passavano da parchetto a parchetto. Ho visto che guardavano subito perché volevano andare dentro quella casa lì. Mi hanno guardato, si sono detti due robe sottovoce e hanno iniziato a incamminarsi. Io ho iniziato dietro, ho detto fermatevi, fermate, ma urlando. Il cane abbaiava, era abbastanza anche lui incazzato. E niente, sti qua hanno iniziato a correre, io gli ho corso dietro. Nel momento che sono arrivato allo stop, sono scivolato, mi sono rialzato, sti qua hanno scavalcato la villa, gli ho detto fermatevi e sti qua sono girati e mi hanno tirato dietro un sasso. Fortunatamente Dennis e Devil non vengono colpiti dai sassi. I banditi nel frattempo fuggono spaventati non solo dalla presenza del grosso Amstaff. Sono sceso con una katana da samurai e Forse questo li ha spaventati. no, non so se io o il cane, ma comunque anch'io ero abbastanza incazzato, il cane anche, sti qua hanno corso bene. Il giovane capisce poi che i due banditi poco prima erano riusciti a raggiungere il suo terrazzo. Ho scavalcato da qua, vedi che sono ancora le brutte di terra, perché si sta un attimo, si fa così. Vedi? Fino a ieri ero tranquillo, ammette Dennis, che ci racconta come la zona negli ultimi giorni sia presa di mira dai ladri, così come le altre frazioni di Silea, e anche qui si sono concentrati i controlli straordinari dei carabinieri finalizzati al contrasto dei reati predatori. Nella serata sono stati sventati 2 furti grazie al tempestivo intervento dei militari, allertati da alcuni cittadini che segnalavano la presenza di 2 individui travisati con passamontagna, forse gli stessi che avevano tentato poco prima di entrare in casa Cagnin, mentre cercavano di introdursi in alcune abitazioni. Alla vista delle pattuglie i banditi si sono dati alla fuga tra le campagne circostanti.